Siamo qui con Pietro Lazzarotto, giocatore della Telea Medical Sandrigo. Questa sera non è andata come probabilmente avevate programmato. Sandrigo però che è sceso in campo insomma col giusto piglio, almeno a me è sembrato facendo la diretta, no? I primi 10 minuti forse eravate voi che conducevate il gioco, poi piano piano però avete subito insomma, il ritorno di Montecchio e poi la partita insieme è finita 4-2, avete cercato alla fine di rimontare ma non c'era purtroppo il tempo matematico. Concordi? Come l'hai vista? Quali sono state le tue sensazioni? Sì, più o meno concordo, sì, alla fine noi l'avevamo programmata in un certo modo, la partita ci avevamo preparata in un certo modo, poi in realtà all'inizio siamo entrati un po' così in campo, poi ci siamo ripresi, secondo me all'inizio, cioè, a parte l'approccio abbiamo comunque fatto comandato la partita. Come per parti del primo tempo abbiamo comandato la partita noi, secondo tempo anche abbiamo avuto un sacco di occasioni e abbiamo cercato in tutti i modi di dare una direzione alla partita in modo che potessimo recuperarla, però il Montecchio è stato bravo a fare gol, noi abbiamo trovato un grande portiere d'altra parte e la partita è nata così. Sì, esatto. Quali sono adesso per il proseguo della stagione? Io dicevo, perché la speranza è l'ultima a morire, voi potenzialmente dovreste sparare in combinazioni un po' difficili, però avete ancora di per sé, complice anche il fatto che il Tristino non potrà andare ai playoff, perché sappiamo che ha già la squadra in A1, avreste ancora possibilità di andare ai playoff, è una cosa a cui pensate oppure volete semplicemente chiudere questa stagione, che forse è stata una stagione un po' di transizione in generale per la società, e poi pensare al nuovo anno con diversi Sì, obiettivi? per noi è stata una stagione un po' travagliata, quindi cerchiamo di raccogliere il massimo che possiamo. Certo, noi cerchiamo di fare le ultime due partite al meglio e raccogliamo quello che viene, insomma, se c'è da andare ai playoff bene, altrimenti lo sport è così. Va bene, grazie Pietro. Grazie a te.